Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti, imprenditori uniti orgogliosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, oggi che è martedì 29 ottobre 2024, ore 15:02, il meglio del peggio di Radio Libertà. Chi parla, vostro sparacazzato preferito Federico, dall'altra parte del canyon legnoso il mitico Lorenzo in regia, che sta bevendo un bel caffè perché sta lavorando da 48 ore ininterrottamente e rischia il collasso, quindi forse ora si sta idratando con un cos'è? Lo sciroppo di sfere e basta, mi sta dicendo, quello perfetto, così lavora meglio. Ottimo, anche io lo voglio bene lo sciroppo di sfere. Oh, no, saluto gli amici di Cini, zio. No, a parte gli scherzi. Un saluto a tutti gli amici da Cinisello Balsamo che ci ascoltano numerosissimi, ovviamente un saluto dagli ascoltatori del Vicentino, che sono sempre tantissimi e nemmeno a farla apposta, è il mio luogo natale. Ragazzi, preparatevi, cari vicentini all'ascolto, perché il sindaco Giacomo Possamai del PD, sì, il PD che ha vinto le elezioni grazie a tutta la gente che è andata a votare, il PD che ha sfiorato la vittoria Ligure grazie a tutti i pirla che non sono andati a votare. Tanto votare non serve un cazzo. Ecco, e ora il sindaco Possamai del PD sta per fare un bellissimo regalo alla città di Vicenza, la nuova moschea, come promesso alla comunità italo-marocchina che l'ha votato in massa. La sinistra è di parola, quando promette una cosa, soprattutto ad alcune comunità, la porta sempre a termine. Quindi un bacione alla città di Vicenza, che si merita questo sindaco, perché questo sindaco ha voluto grazie ai pirla che non sono andati a votare. Mi fa male, perché io a Vicenza ci sono nato, ci sono vissuto e vedo una città ridotta allo schifo. Grazie. Ovviamente, se il sindaco Possamai o qualcuno della sua giunta vuole aggiungere qualcosa, 029294 7222. Ripeto, 029294 7222 è il numero della diretta. 340 670 9659 per i più timidosi. Ripeto, 340 670 9659. Stavo appunto aprendo la trasmissione, mi sono dimenticato di dirvi chi sono il vostro sparacazzare preferito, Federico. Mi conoscete benissimo. Eccolo qua. Ecco. Quest'uomo nel meglio del peggio di Radio Libertà, che è lo spazio più professionisti imprenditori uniti che in crisi di identità, è Mimmo Magnetta, presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti. Ah, ottimo, ottimo. Allora, abbiamo già l'ospite della giornata, anzi della serata, è il nostro, un carissimo amico, anche se c'è un errore di... sì, ora lo correggeremo, perché giustamente quando uno si beve lo sciroppo di sfera capita. Carlo Persano, scrittore, economista e conferenziere, ma soprattutto un amico di Radio Libertà e dei professionisti imprenditori uniti. Buonasera Carlo, grazie per essere qua con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Allora, Carlo, ti abbiamo convocato perché sta succedendo di tutto un po' nel mondo dell'automotive, come direbbero gli anglosassoni, nel mondo della produzione di auto, come la lingua di Dante, del divin poeta, dice, perché abbiamo una lingua ed è giusto usarla. Insomma, se Stellantis piange, Volkswagen non ride. Cioè, abbiamo un articolo dell'Avvenire di oggi, che non è un giornale populista, anzi, che dice che insomma la signora Cavallo, che è la rappresentante degli operai tedeschi nel consiglio di amministrazione di Volkswagen, ha annunciato il piano industriale appunto della casa tedesca, che annuncia 3 fabbriche chiuse in Germania per un totale di 120.000 posti tagliati. Quindi Carlo, visto che tu sei il nostro economista di punto, cosa sta succedendo? Le auto non le compra più nessuno? Allora, intanto diciamo che questo è un fenomeno così marcato solo europeo, perché negli Stati Uniti e in Oriente non sta succedendo la stessa cosa in maniera così marcata. Sì, c'è un po' di incertezza su quale sarà il motore, la propulsione del futuro, però tutto si ferma lì. In Europa ha un perché ben preciso ed è molto marcato in Germania dove diciamo l'automotive rappresenta una grossa fetta del prodotto interno lordo tedesco, rappresenta il 16% del prodotto interno lordo,
con 770.000 addetti, contro, per avere un ordine di grandezza, i 400.000 italiani. Quindi poi ci faremo anche un ragionamento sul parallelo di questi addetti, perché i 400.000 tedeschi producono molte più auto di quello che si producono in Italia. I 770.000, tedeschi vi producono molte più auto dei 400.000 italiani, perché i 400.000 italiani in buona parte fanno parte di un indotto che va proprio a produrre pezzi come terzisti per conto della Germania. Ecco, per avere gli ordini di grandezza. Da noi si producono a causa di Stellantis sempre meno auto, è un processo che è già stato che è già iniziato da 4-5 anni, e tutta la causa è Stellantis, le scelte di Elkann, le scelte di Tavares, che sostanzialmente, con la scusa che da primo dicevano che i nostri stabilimenti non erano produttivi, e addirittura con il Pomigliano d'Arco è risultato uno dei più produttivi di tutti. Poi dicevano che noi non diamo gli aiuti di Stato. Ogni volta si inventavano una scusa nuova. In realtà cosa succedeva? Succedeva che loro erano incapaci di condurre una politica dell'auto, sono stati contestatissimi negli Stati Uniti, dove per dare maggiori dividendi ai proprietari, quindi agli Elkann e ai loro amichetti, avevano alzato talmente in alto le tariffe di vendita, i prezzi delle auto, che il sindacato stesso gli ha detto: ma avete bevuto qualcosa o siete capaci di farlo questo lavoro? Carlo, infatti Quindi, uno dei temi è questo: in Europa le auto costano troppo, cioè mentre negli Stati Uniti i prezzi di automobili sono rimasti abbastanza stabili, hanno avuto un aumento decisamente minore che in Europa, addirittura alcune case automobilistiche hanno tagliato i prezzi per incentivare le vendite e il mercato ha dato segnali di ripresa. In Europa invece i prezzi dalla crisi del Covid in poi sono aumentati del 35-40%, tanto è vero che insomma comprare un'auto nuova è diventato impegnativo. Ecco, le case automobilistiche dicono che è dovuto alle politiche scellerate della Commissione europea per il Green Deal, che afferma che in pratica ci deve essere una quota minima in percentuale sul venduto di elettrico, e quindi producono meno motori a combustione interna, cioè quindi riducono la produzione di auto normale per aumentare la percentuale di auto elettriche. Può essere questo uno dei motivi, o l'industria automobilistica europea è allora, bacata? è chiaro che la comunità, che la Bruxelles ci sta mettendo di tutto per creare confusione e cercare anche di nascondere le sue responsabilità, perché adesso poi vedremo com'è il vero scenario totale e quanta colpa hanno loro. Ma in realtà, prendiamo il caso di Volkswagen. Volkswagen produceva fino allo scorso anno 2,5 milioni di auto all'anno. Di invendute ne ha 500.000. Ha il 20% di auto non vendute da Volkswagen. Quindi non è la questione auto elettriche, le auto invendute non sono le auto elettriche, sono le auto con il motore termico per la maggioranza. Quindi il vero punto è un altro, il vero punto è di fondo, è un punto di fondo. Che cosa è successo? Il vero punto è la globalizzazione. Allora, la Germania, la parte della Germania collegata al cosiddetto ordine mondiale liberale, quindi la sinistra Dem negli Stati Uniti, il PD in Italia, tutto questo, Macron in Francia, tutti questi partiti che erano uniti tra loro in questa grande festa mondiale della globalizzazione. Cosa hanno fatto negli anni, soprattutto i tedeschi, in buona parte anche i francesi, ma tedeschi e francesi, hanno incentivato gli stabilimenti nelle zone a basso costo di manodopera. Quindi fuori dall'Europa, giusto? Nel Fuori nel dall'Europa, cosiddetto terzo mondo.
nell'ex terzo mondo, perché poi che cosa è successo? Per aprire, per esempio, prendiamo il caso della Cina, che è quello veramente eclatante. Cosa è successo? È successo che per aprire questi stabilimenti di produzione o diretta di auto o di componenti, attenzione molto importante la questione dei componenti, hanno trasferito gratuitamente del know-how ai cinesi. Prendiamo i cinesi, perché succede con tutto, essenzialmente è successo con loro. Hanno trasferito del know-how, cioè gli hanno spiegato come si fa, e con le tecniche più sofisticate che avevamo maturato in decenni noi, compreso l'intelligenza e la creatività degli ingegneri italiani e dei tecnici italiani in generale, che avevano contribuito grandemente a questo diciamo progresso tecnologico. Quindi per fargli fare questi componenti hanno trasferito la tecnologia gratuitamente. Sotto traccia, quindi di nascosto, il loro obiettivo, anche il secondo obiettivo qual era? Di mettere in competizione i cinesi con tutti i loro terzisti nel mondo. Quindi li volevano mettere in competizione, per esempio, con noi che siamo il primo terzista della Germania. Quindi volevano venire da noi, ed è successo, a dire guarda, sei poco produttivo, se non me lo fai a questo prezzo lo vado a prendere in Cina. Capito? Perché lo sanno fare anche loro, e come lo sanno fare? Non te lo dicevano, lo sapevano fare perché avevano trasferito gratuitamente questo know-how. Cioè, Carlo, scusami se ti interrompo. Quindi l'Unione Europea ha lavorato attivamente contro le classi medie e basse e contro le piccole e medie imprese per favorire un paese straniero e l'arricchimento di un paese Contro le piccole e straniero. medie imprese che andavano fuori dai loro territori. Sì, la risposta è sì, ma non hanno lavorato contro le piccole e medie imprese tedesche, hanno lavorato contro le medie e piccole imprese italiane. E quindi il settore Diciamocelo chiaramente. Cioè, ora che l'industria dell'auto in Germania sembra saltare, o comunque sembra avere enormi problemi che non si risolveranno a breve, anzi sembra una crisi Ma che... aspetta, perché vediamo cosa è successo a seguito di questa cessione di know-how e di conoscenza tecnologica, e in questa ricerca di mettere, diciamo, la serie B del mondo, dove evidentemente pensavano di collocarci, in competizione con tutti gli altri. È successo che a un certo punto i cinesi, che evidentemente non sono un popolo di sottosviluppati, da terzo mondo, lo erano, probabilmente erano arrivati fino con 70 anni di comunismo, no, loro un po' meno, diciamo, con 50 anni di comunismo si erano molto livellati, avevano perso molto il giro, diciamo, della competitività mondiale, e loro gli hanno fatto recuperare quei 50 anni di botto, così hanno riportato Shanghai immediatamente a livello di Hong Kong, quando Shanghai non era a livello di Hong Kong, Canton a livello di Hong Kong, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Che a un certo punto attenzione a questi numeri perché sono semplici da capire, i cinesi hanno iniziato a comprare auto occidentali, e il 50% delle loro auto che circolavano erano comprate in Occidente da essenzialmente francesi, ma soprattutto tedeschi, giusto? Sì. Quindi a un certo punto, questo finché non si erano appropriati del know-how e non se l'erano addirittura sviluppato, avevano continuato lo sviluppo per conto loro. Poi a un certo punto cosa è successo? Che questo 50% di auto comprate è diventato il 30%. Per esempio quest'anno sono il 30%. Quindi un mercato di quel genere già perde il 20%, un 20% di vendite. Poi non è mica finita. Poi arrivano loro di qua invece, perché c'è la globalizzazione, no? Quindi devi
lui compra le auto tedesche, gli può impedire di vendere le auto cinesi in Europa, e ne hanno iniziato a vendere, adesso puntano a venderne il 10%, che vogliono dire 1,5 milioni di auto cinesi vendute qua. Di fatto molti marchi. E sappiamo, comunque, no? Carlo, perdona l'interruzione, tutte le macchine, tutte le cose che vengono prodotte in Cina e non più in Europa, sono tutti soldi che vengono a mancare al continente europeo, vengono a mancare alla nazione tedesca e vengono di conseguenza a mancare anche a noi, perché noi avevamo nel popolo tedesco un popolo di persone che comunque comperavano bene i prodotti italiani, con cui noi avevamo dei rapporti. Insomma, questi stanno andando tutti a farsi fottere, perché se il popolo tedesco diventa un popolo di morti Sì, ma di fame l'hanno anche causata loro, loro, Sì. ho Hanno causato capito. loro questa Ma cosa, Sì, sì, però chi lo piglia in saccoccia alla fine sono le piccole e medie imprese, No, comunque ma anche sono i loro la stanno prendendo per la prima volta, Ma c'è il speriamo caso. che ci crepino, speriamo. Ah, No, Sì. no, perché No. adesso che cosa succede? Attenzione, chiudiamolo il cerchio. Allora, Intanto, ripeto, non è solo la Volkswagen, perché è tutto l'insieme, che vanno, che hanno, no, già c'è tutto l'automotive, cioè Sì, la c'è Schaeffler, la ZF, c'è tutto la l'indotto, Bosch, un po' come era qua Vabbè, la ma Fiat. il gruppo Volkswagen è il più grande al mondo. È il più grande al mondo. Hanno già annunciato dei licenziamenti. Sì. Quindi non solo quello, anche tutto il settore chimico sta annunciando la BAS, ristrutturazioni, eccetera, eccetera. Quindi non è solo il settore delle auto. Non è che hanno trasferito il know-how solo nell'automotive. Di tutto. Sì, di tutto. Infatti quello che dico... È il primo settore che viene a manifestarsi. Carlo, ti posso dire... Ma come lo risolvono il problema? Come? Chi glielo risolve? Chi noi ti abbiamo chiamato per Draghi. questo, Carlo, non ci puoi tenere sul filo così, Draghi. non ci puoi... Allora, Draghi. Chi è stato chiamato dalla von der Leyen con la scusa della transizione green a dire quanti soldi bisognava ancora stampare? Draghi. Draghi è stato chiamato e alla fine ha stabilito che bisogna stampare altri 800 miliardi. A chi finiranno questi 800 miliardi? A loro, immagino. Beh, l'importante è che poi una parte almeno li vengano a spendere in Italia. Ma come? Io dubito che lo facciano. Ma l'importante è che qualcuno gli dica ai tedeschi: scusa, hai fatto sta cazzata della globalizzazione, adesso mettiti un attimo da parte che cerchiamo di capire noi qual è la cosa giusta da fare. E chi glielo deve dire? Chi sono questi campioni di intelligenza che potrebbero dire questa cosa ai tedeschi, a tutta la tedeschia in genere? Tutti i governanti europei, compreso quelli italiani. Spero che glielo stiano già dicendo. I francesi gliel'hanno detto, spero, visto che sono i loro soci. No, i francesi gli hanno poco da dire perché volevano fare la stessa cosa, solo che hanno fatto la stessa cavolata, solo che siccome non era un'industria così potente è sembrata un po' meno. Però sono gli unici che non gli possono dire no, guarda, hai sbagliato. Stiamo parlando di Stellantis, o sbaglio? No, esatto, di Stellantis e di tutte le altre aziende francesi che facevano anche dell'industria nucleare, perché i francesi sono stati talmente fenomeni. Che facevano gli accordi sotto banco con i cinesi. Sì. Carlo, ora dicevano... ci hai spoilerato questa cosa degli 800 miliardi di Draghi, questo piano. No, ma quegli 800 miliardi, fammi dire l'ultima. Gli 800 miliardi faranno la stessa fine dei 1800 miliardi, perché quando gli americani, creando un casino mondiale, hanno iniziato a stampare 2600 miliardi di dollari, pretendendo di pagare le forniture con i dollari che stampavano, a quel punto coordinati, perché l'ordine mondiale liberale è coordinato con i loro capoccioni europei della BCE, la BCE ha stabilito di stampare 1800 miliardi, prima degli 800, 800 si ripete, ma ce n'erano 1800 prima. La prima cosa che bisogna sapere, e che noi abbiamo detto varie volte in questa trasmissione, a chi sono finiti quei 1800 miliardi? Alle banche, immagino. Mettiamo la questione
nel PNRR o come cavolo si chiama, ammettiamo che siano 200 e 1600 da chi sono finiti? Cioè noi eravamo il problema d'Europa, i cattivi d'Europa e qui e su e giù, e sono spariti 1600 miliardi e non si sa dove sono finiti, e adesso ne vogliono stampare altri 800 e finiranno a loro. È vero quello che diceva Mimmo, che alla fin fine, essendo noi terzisti, un po' di briciole ci arriveranno anche a noi. Sì, ma è giusto? No, È giusto che assolutamente. siano loro a condurre le danze dopo che hanno combinato questo disastro? Ma quando partirebbe questo piano di 800 miliardi, 1 e 2, ci attende un'inflazione galoppante, visto lo stampare soldi come se fosse carta igienica? Mo vediamo. Già non ci hanno fatto sapere dei 1800, quello l'hanno annunciato, ma magari già in corso per quello che ne possiamo sapere. Come faranno a sostenere i poverini della Volkswagen? Come faranno a sostenere i poverini della Bosch? Perdonami, ma è poverini perché della BASF? leggevo sull'Avvenire di oggi, di martedì 29 ottobre, a pagina 21, un articolo di tal Cinzia Arena che dice: si tratta di due realtà nate appositamente per lavorare con Mont Blanc, non di forniture casuali e già commissariate, spiega. 1 anno e mezzo fa alla svolta, i lavoratori si uniscono al movimento 8x5 e con un accordo sindacale conquistano i diritti stabiliti dal contratto nazionale. Vengono regolarizzati e iniziano ad usufruire di ferie, malattie e di un'indennità di mensa. Il lieto fine però in questo caso non arriva. Diventate più costose per effetto della regolarizzazione, le commesse affidate alla Z Production vengono tagliate e trasferite altrove. Non si tratta di una crisi di mercato, sottolinea la Sud Cobas, ma di una delocalizzazione in loco. Gli ordini vengono spostati verso altre realtà dove lo sfruttamento dei lavoratori continua. Praticamente, insomma, non contenti di pagare, aspetta, quanti lavoratori c'erano qua? Non contenti appunto di pagare questi lavoratori a 3 euro l'ora, no? Li hanno presi, gli hanno detto: signori, qua la cuccagna è finita, noi trasferiamo il tutto da altre parti. Cioè il destino nostro, il destino di noi italiani è quello appunto non solo di raccogliere le briciole che questi ci mandano così molto generosamente, ma è quella proprio di finire, e lo dico, tanto è vero, non siamo in fascia protetta, ma tanto questa è una trasmissione che ascoltano. Siamo in fascia protetta. Sì, no, siamo in fascia protetta, è vero, ma dato che è una trasmissione che ascoltano solamente determinate persone, io lo dico, questa andremo a finire in una situazione di merda. Che i francesi... E Carlo conferma, visto che ce l'abbiamo qua. Carlo, confermi? Io dico una cosa, sì, confermo, certo. Potremmo dire molto più elegantemente merda, la francese. A me quello che non... che io capisco che ci possa essere un errore imprenditoriale, che anche uno statista, se tale è, possa sbagliare, però non ho capito perché loro sbagliano e paghiamo noi. E per riparare i loro errori si stampano euro. E tra l'altro a questo punto, e questa sì che è una segnalazione che faccio anche ai nostri governanti, cioè perché se a loro hanno dato centinaia di miliardi di euro e ancora ne daranno, perché i nostri debiti, il debito pubblico italiano non diventa europeo, visto che i soldi li hanno presi tutti e non li ha presi solo l'Italia? È perché vige lo stesso principio che animava anche un mio vecchio amico di vecchia data, che i guadagni erano tutti meriti suoi, le perdite erano sempre colpa degli altri, hai capito? Allora se c'è, che poi era lo stesso principio che animava anche Agnelli. No, e te lo dico io invece, perché la Germania non ne vuole sapere di accollarsi i debiti altrui, e se in Germania e in Olanda facessero una cosa del genere uscirebbero immediatamente dall'Europa. Ho capito, ma se gli finiscono centinaia di miliardi adesso per tentare di venire fuori dalla crisi che hanno creato loro? Carlo, ci dobbiamo bloccare un andare secondo. In pubblicità, tu resti con noi? Sì. Ottimo. Pubblicità, torniamo subito con lo spazio Più, Mimmo, Federico e soprattutto Carlo Persano. Pubblicità.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Siamo in diretta, rigorosamente in diretta oggi, martedì 29 ottobre 2024 alle 15:28, Spazio Più, Radio Libertà, Mimmo Magnetta, Federico Sprocazzate e soprattutto Carlo Persano, scrittore, economista e conferenziere. 0292947222 per chi volesse intervenire in diretta, ripeto 0292947222 per i più timidosi, il WhatsApp il 340-670-9659. Insomma, Carlo ci ha dato tutta una serie di mega scoop, compreso il piano di 800 miliardi che non ho capito se è già partito, che quel partirà a drago breve. di Draghi si sta inventando sempre al nostro discapito, perché poi il discorso è quello. Sì, però Carlo, ti volevo fare una domanda. Alcuni economisti europei dicono che la crisi tedesca dell'automotive, cioè della produzione automobile, è dovuta al fatto che, insomma, da quando c'è la guerra in Ucraina, l'energia in Germania è più che raddoppiata. Tu la condividi questa visione? È vero che è anche una crisi dovuta al costo delle materie prime che si è impennato per i tedeschi, soprattutto la corrente elettrica? Non è vero. Non è quello il problema. E qual è il problema, Carlo? Diciamoglielo ai nostri ascoltatori, anzi ai nostri Quello che ascoltatori. abbiamo detto prima. Il problema è che i cinesi non comprano più quelle auto, non comprano più quei prodotti, stanno iniziando a calare l'acquisto di quei prodotti e in più stanno aumentando la vendita dei loro prodotti qua. E questo è il problema, semplice. Però Carlo, i tedeschi non vogliono nemmeno i dazi, perché dicono: noi vendiamo i nostri Mercedes, le nostre BMW di lusso e le nostre Audi di lusso in Cina, se voi mettete i dazi alle loro macchine, è vero, queste sono tutte dichiarazioni fatte da politici tedeschi, loro poi per ritorsione le nostre auto di lusso non le comprano più. Qua allora sono imbriachi tedeschi o c'è un fondo di verità? No, è vero, però il punto è che gli italiani per vendere qualcosa nel mondo, Cina compresa, si devono scapicollare in quattro parti, mentre loro fanno questi accordi sotto banco, perché quello è un accordo sotto banco, perché l'accordo è: siamo tutti liberi di vendere, ok, poi arriviamo noi italiani di là e ci dicono no, guarda, il tuo prodotto ci mette 20 giorni a fare dogana. Poi guardi il prodotto dei tedeschi, no, il prodotto dei tedeschi non ci mette 20 giorni, passa subito. Capito? Qual è la differenza? Dopodiché loro arrivano, portano i loro prodotti in Germania, perché ne arriva una marea, l'abbiamo sempre detto, a Duisburg via treno, tutti i giorni. E quei prodotti mica si fermano solo in Germania. Loro prima speravano che andassero un po' in giro in tutta l'Europa, solo che a furia di andare in giro nell'Europa stanno soppiantando i prodotti tedeschi ed eccoli lì. Quindi adesso loro, sì, è vero, si trovano in mezzo al guado, perché da una parte hai ragione, Federico, da una parte dicono se andiamo oggi fuori a dire che mettiamo i dazi, oppure chiediamo un bilanciamento commerciale ufficiale, perché loro lo facevano ufficioso questo bilanciamento commerciale, no? Sì. Se chiediamo, cioè io compro questo, tu compri quello, no? Se chiediamo di fare una cosa di quel genere, poi lo dobbiamo aprire a tutti, se la facciamo ufficiale. Carlo, Quindi adesso ci dobbiamo anche fermare gli italiani che diranno. Carletto, abbiamo un ascoltatore, diamo la voce ai nostri ascoltatori anche. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Allora, sono un artigiano, sono qui in provincia di Brescia, che è una delle province dove l'automotive tira ancora tantissimo e speriamo che continui. Qui ci sono aziende come la OMR che collabora
con la BMW, con la Mercedes, con la Volkswagen. Allora io penso una cosa dal mio punto di vista di piccolo imprenditore, che noi quando ci siamo legati all'euro e non abbiamo più avuto la nostra moneta, praticamente siamo diventati un po' gli schiavi dei tedeschi. Abbiamo avuto una moneta che era pari alla loro alla fine e avendo questa pietra, come si dice, questa catena, noi non siamo più riusciti a vendere i nostri prodotti né a lavorare ai nostri prezzi. Noi essendo un paese scarso di risorse ma ricco di gente che lavora, di inventiva, così andavamo bene a fare i nostri prodotti che non erano certo magari di qualità come le auto tedesche, però nel mercato ci siamo sempre difesi. Purtroppo adesso che siamo diventati gli schiavi tecnologici dei tedeschi abbiamo finito per fare i prezzi che ci hanno imposto loro e subiamo le crisi che subiscono loro. Se non ci fossimo tenuti la lira sicuramente non avremmo avuto questi problemi, perciò per me il peso e il macigno è stato quello lì. Poi il fatto di far entrare i cinesi senza dazi è stata la seconda manovra più stupida che potevamo inventarci, ma lì bisogna ringraziare sempre Prodi, Ciampi e tutta questa compagnia di economisti avveduti che secondo me ci hanno rovinato. Noi eravamo i cinesi d'Europa, eravamo poi i cinesi del mondo, forse lavoravamo sicuramente meglio, però alla fine non ne veniamo più fuori perché non abbiamo la possibilità di abbassare il costo del lavoro e per lavorare abbiamo impoverito tutti, sia delle aziende che gli operai. Io la vedo così, non so come ne veniamo fuori. Vi saluto. Carlo, facciamo replicare direttamente a te. Ma allora, c'è stato un momento in cui tutto è apparso chiaro, almeno per un paio di mesi. Dopodiché è andato di nuovo tutto così nell'ombra, nelle nebbie. Il momento è stato quando la Cina è venuta in Italia e ha chiesto c'era la storia della via della seta, eccetera, eccetera, di aprire direttamente dei contratti con l'Italia su forniture dall'Italia alla Cina. E furono aperti contratti per 5 miliardi di vendite. Quando fu fatta questa operazione, e quindi do ragione al signore della provincia di Brescia che per quello che ha detto, Fabio di Sette Chiese. Fabio Sì. di Sette Chiese, ci furono strilli a tutto andare, ma cosa state facendo? Ma queste cose vanno gestite a livello centrale, non potete fare voi accordi direttamente con la Cina per 5 miliardi, no? Dopodiché il cinese che era venuto da noi ha continuato il suo giro in Europa per firmare e stringere contratti e si è venuto a sapere che con la Francia avevano 29 miliardi di contratti. Cioè quelli che avevano detto a noi ma che cosa state facendo? Poi sono andati di 29 miliardi di contratti. Poi è andato in Germania 52 miliardi di contratti. Cioè è questo il punto. Cioè o siamo tutti europei, stiamo pure tutti sotto l'euro, ma si divide tutto quanto. Non che tu tratti sotto banco 29 miliardi e 52 miliardi e mi fai il mazzo a me perché ho tentato di trattare 5 miliardi. Perché anch'io sono in grado di vendere le stesse cose che hai venduto tu per 29 miliardi e 52 miliardi. Solo che a te è consentito, a me era proibito. Carlo, sembra un po' un condominio di furbetti dove ci sono 3-4 inquilini che fanno quello che vogliono e gli altri pagano pure muti, perché se dici qualcosa... Ed è questo che deve finire. È la stessa cosa che dicevo prima. Cioè il nostro debito deve essere solo un debito italiano, guai chi lo tocca, non si può accomunare, non si può affibbiare alle altre nazioni europee. Poi stampano fior di soldi, adesso ne vogliono stampare altri 800 miliardi e invece quello è un debito di tutti. Carlo, Con l'avvallo di un italiano appunto molto famoso, l'uomo del Britannia, molto apprezzato. Cioè, quello, ma quando se ne andrà in pensione? Quando finirà quello? è già in pensione. Sì, quando smetterà comunque di calcare? Stai augurando la dipartita del nostro Super Mario, Draghisso, che Dio lo conservi. No, ma poi uno così eccezionale, soprattutto per gli interessi altrui, come validissimo.
dovrebbe salire al Quirinale Sai a quanti scendere alla pianti destra fra del la padre. Francia, la Germania e tutti gli altri paesi europei che più che fottere noi non fanno. Allora io c'ho una botta di populismo oggi pomeriggio, mi sono rotto i cosiddetti maroni, sì. No, Buonanima no, pare brutto. lì no. Le Maracas. Le maracas, mi sono rotto le maracas, mi avevano scassato i gabbasisi, cioè non è possibile che noi ogni volta dobbiamo stare a subire queste porcate, perché sono delle merite porcate. Con Noi tanto di media che incensano, perché la cosa grave è che i media di Confindustria, la televisione di Stato, la TV privata, Mediaset, incensa quest'uomo a reti unificate. Questo è un altro dei problemi. Come mai in un paese normale avviene, cioè in un paese normale avviene che una persona che lavora contro i suoi cittadini venga incensata, esaltata in questa maniera? se ci In fosse la Francia, guerra in Spagna, dovrebbe in essere Germania accusato accade. di alto tradimento e fucilato alla schiena. Ecco, no, questo ovviamente Se ci sono... fosse la guerra. Ah, se ci La ecco. guerra non c'è, cioè le guerre ci stanno in altri, anche qua vicino ci sono. Noi diamo il Insomma. diritto di replica a tutti perché la querela ce l'hanno facile con questa radio. Però ritornando al punto di Ma partenza, mica ho detto niente di sbagliato, io, perché comunque sta ritorni- sotto gli occhi e le orecchie di tutti. Questo poi ha preso, si è inventato ulteriori cose. Sì. Quando si inventeranno di prendere, ce lo dirà direttamente l'Unione Europea, di venire a prenderci i nostri soldi nelle nostre tasche, quando l'Unione Europea, quando la von der Leyen ordinerà di prendere e togliere almeno il 50% di quelli che sono i risparmi dei cittadini italiani. È un'opzione che ha più volte chiesto la Germania, tra l'altro, è vero o no, Carlo? Tangere il patrimonio edilizio e mobiliare degli italiani, è vera questa storia? Loro non sopportano che i nostri risparmiano, i nostri connazionali, che tutti noi risparmiamo, non sopportano questa cosa ed è così. Ma noi mica ce le andiamo a bere in birre. Tra un po' andiamo tutti in pensione a 70 anni e poi questo invece passa in fanteria, questa considerazione. Non considerano che siamo il meno pagati d'Europa, gli dà solo nelle aziende, gli dà solo e d'altra parte oggi, dopo che ci hanno fatto arrivare a questo livello, fortunatamente non stiamo perdendo in competizione tanto quanto stanno perdendo loro. Quindi voglio dire, l'Italia ha retto a queste ingiustizie, perché ci sono state proprio delle vere ingiustizie, ha retto con il solito spirito così di andare avanti anche nelle avversità, però ci sono state e ci sono e sono in corso ancora ingiustizie. Però Draghi, morto un Draghi se ne fa un altro. C'è la Prodi che non era morto un papa, se ne c'è fa anche un altro. Cottarelli, c'è anche Cottarelli pronto, mal che vada, scusate, ma c'era Ciampi, che sono quelli che ci hanno portato nell'euro con la parità uguale a quella del Marco, ed è tutta gente così, cioè ne trovano quanti ne vogliono. Carlo, Prodi ci è venuto a raccontare che avremmo lavorato di meno e guadagnato di più, ed è ancora in giro il suo partito, voglio dire. Carlo, mi ha stupito un'altra frase dei soloni di Bruxelles, di questi fenomeni dell'Unione Europea che non ne azzeccano una, manco ci si mettessero d'impegno. Pensa. Donald Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, non sappiamo se vincerà o no, tuttavia i sondaggi famosi li dà, democratici e repubblicani testa a testa. Trump ed Harris sembrano testa a testa. Donald Trump ha detto: qualora io verrò eletto presidente, io ribilancerò la bilancia commerciale con l'Unione Europea. In pratica l'Unione Europea esporta molto negli Stati Uniti. Secondo Trump, secondo molti repubblicani, almeno Trump ha detto: l'Europa è una Cina farlocca, vende i suoi prodotti qua a condizioni di estremo favore, e io quindi, qualora diventerò presidente, imporrò dei dazi alle merci europee. Ovviamente i soloni di Bruxelles subito: oh vergogna, l'Europa rischia di saltare per colpa di Trump. Ma Trump non ha detto nient'altro che quello che fanno tutti gli altri paesi al mondo, Cina inclusa, cioè difendere le proprie industrie, senza che l'Unione Europea urli. L'unica zona al mondo che non fa questo è l'Italia. No, è l'Unione Europea. Allora, perché tutta questa preoccupazione, tutte queste urla, tutta questa disperazione a Bruxelles? No, è vero, perché anche lì ci sono sempre due pesi e due misure. Cioè, l'Italia di fronte a un comportamento di quel genere, cioè, Trump dice:
la globalizzazione per me non esiste. Per me esiste il bilanciamento commerciale. Io compro 500 miliardi di tuoi prodotti, dalla Cina ne comprano così ogni anno, e tu devi comprare 500 miliardi dei miei, se no ti metti dazi. Ma fa così. E quindi che cosa succede? Succede che siccome l'Italia è già soggetta a questa cosa con tutti, perché l'Italia riesce a vendere le cose che nessuno ha, per esempio i prodotti dei nostri artigiani non li ha nessuno, quello è il Made in Italy. Il Made in Italy vuol dire una cosa fatta da Dio, fatta bene, fatta dall'artigiano italiano, quello è il Made in Italy. I vestiti dei nostri stilisti non li fa nessuno così belli. È chiaro che a quel punto lo pagano il prezzo in più. Vengono in vacanza qua, vengono nel posto più bello del mondo con i 4 quinti di bellezze artistiche rispetto a tutto il resto del mondo. È chiaro, quando fanno tutte le classifiche, qual è il paese più bello del mondo, l'Italia o è prima o è seconda. Quindi Sì. è chiaro che c'è anche un'ottima cucina, Carlo, scusami, ottimi vini, tanto per chiudere. Ottima cucina, belle persone. Sì. Conta anche quello, no? Il modo anche con cui... non tutte sono belle, c'è pure qualcuno che è molto brutto. Sì, c'è anche gente come me, no, normale. No, tu sei bellissimo, io sto parlando di altri che sono bruttissimi nell'animo, perché nonostante i danni e i misfatti che hanno combinato ancora non sono stanchi, ancora continuano e persistono, insistono. Sono tutti quelli che pensavano di fare i satrapi dell'ordine mondiale liberale, che si rispondesse a Berlino o a Washington, alla Washington dei Biden, è chiaro erano loro. Sì, quelle non sono belle persone, no. Sono persone che hanno cercato di non essere più italiani. Poletti, l'ex ministro del lavoro, quando c'erano i ragazzi italiani bravi che dovevano andare all'estero a lavorare perché qua in Italia c'erano o i raccomandati o gli stranieri, e lui dice meglio perderli i ragazzi così. E poi oggi abbiamo scoperto che ne sono andati via 530.000, la metà laureati. Certo. Quindi queste ovviamente queste sono persone che bisogna riuscire, che hanno la fortuna di riuscire a prendere in giro i loro elettori, perché come vediamo hanno ancora un elettorato incredibile ma vero, perché nonostante tutte queste che combinano hanno un elettorato. Certo, sono riusciti a entrare nei gangli del potere, della comunicazione, e quindi è chiaro, prima di sbatterli fuori da lì, se mai ci si riuscirà, è una bella sfida, no? Però è chiaro che i loro giornali dicono che tutto va bene, no? Voi vedete, per esempio, neanche nei canali televisivi, quali sono i canali che sostengono questi anti-italiani il più possibile? Sono tutti canali collegati alle testate dei maggiori media dell'ordine mondiale liberale. Cioè la 9, adesso se non sbaglio è Warner Bros. Sì, anche, sì. E quindi manda tutti gli attori della Warner Bros. da loro. No, ma non è vero che sono andati tutti lì, perché appunto in pratica loro sono andati via dalla Rai, perché tanti di quelli che sono andati alla Warner Bros. Perché no, quelli alla stranieri, Rai, quelli ingaggiati dalla Warner Bros. No, perché quelli la Rai italiani pagano poco, giustamente. Il povero Amadeus mica non ce la faceva. Prendete il canale 8 di Sky e se vedete questi canali dicono le stesse cose che dice il New York Times, che diceva il Washington Post, perché adesso Bezos, che è il proprietario, ha detto no, Washington Post non prende posizione per nessuno, vinca il migliore nelle elezioni americane. Ma fino alla scorsa elezione il Washington Post era uno degli organi, come la CNN, come il New York Times, come tutte le reti televisive tranne la Fox,
erano Sì. gli organi del Partito Democratico, quindi dei liberal. Quindi questa è una buona notizia, vuol dire che la partita è molto più aperta di quello che dicono i media No, secondo me è nostrani. peggio perché hanno occupato quello che poteva, l'unico spazio d'opposizione l'hanno No, occupato. dico i media americani che non si schierano, Mhm. secondo me vuol dire che la partita è molto più aperta di quello che Uno dicono. non si è schierato, uno che è Washington Sì, Post. sì. è un po' come hanno Gli altri fatto. sono tutti di lì. Ah, ok, Carlo- perfetto, mi stavo Harris in 3 preoccupando. mesi ha raccolto 1 miliardo. Sì, lo sappiamo che ha avuto finanziamenti assurdi. Abbiamo una chiamata che sennò poi facciamo tardi e non dobbiamo fare tardi perché sennò ci chiamano dall'alto. Passiamo la chiamata e poi andiamo in conclusione. Buonasera, chi è? Dove chiama? Sì, buonasera, sono Giampaolo Armasconi, telefono da Falotta in Poncio di Como. Ciao Giampaolo. Salve. Sentite, io volevo dire 2 cose perché mi sembra che il signore che parla Persano, secondo me, a mio modesto parere, dice delle cose corrette ma delle cose con cui non sono d'accordo. Mhm. Sul discorso della globalizzazione, secondo me non è il problema la globalizzazione, ma il problema sono le delocalizzazioni, nel senso che fondamentalmente una cosa è un'azienda che va a produrre in Cina e vendere in Cina, un'altra cosa è un'azienda che va a produrre in Cina, un'azienda americana che va a produrre in Cina e poi vende qua. Sono 2 cose completamente diverse perché la seconda fa dumping sul mercato europeo. Poi sul discorso dei debiti, in Europa purtroppo ognuno ha il suo debito e ognuno si paga il suo debito. E sul discorso degli 800 miliardi di Draghi, un ministro tedesco ha detto che non è d'accordo perché dice che le aziende tedesche non mancano i soldi, ma c'è troppo il problema delle aziende tedesche, la burocrazia e la pianificazione. Poi sul discorso del fatto che l'industria automobilistica tedesca va male perché va male la Cina, sono d'accordo con Persano. Però per il resto darai meno colpe ai tedeschi di quello che gli dà Persano. Grazie, buongiorno. Carlo, a te la replica. Ma allora, sulla globalizzazione, anch'io, se un'azienda va lì per produrre prodotti che poi vendono sul territorio localmente, è chiaro, ma quella così non è globalizzazione. Cioè, per globalizzazione si intende un'unificazione mondiale di tutti i costi, cioè l'obiettivo della globalizzazione era quello di arrivare a far sì che tutti i lavoratori dipendenti avessero lo stesso stipendio a livello mondiale. Quindi dove si guadagnava di più, per esempio in Italia, si doveva guadagnare di meno. Poi fatto con Serie A e Serie B, perché in Serie A questo non doveva succedere, Germania e Francia, e da noi invece doveva succedere, e ci hanno messo in competizione con quelli, cioè non era l'azienda che va lì a produrre sul territorio, quello sono d'accordo con l'ascoltatore che ha chiamato, ma quella non è quella la globalizzazione. La globalizzazione vuol dire livellamento, la Serie B deve essere livellata, quindi questo è il primo punto. Secondo punto ho una risposta semplice, è vero che ognuno ha i suoi debiti, ma i 1.800 miliardi dove sono finiti? Beati loro. Quello non lo so io, non lo sa Federico, non No, lo sai tu quindi Carlo Persano, non lo se- sa manco il nostro amico che ci ha chiamato dalla provincia di Como e ma chissà, se lo dovremmo qualcuno chiedere dice- direttamente a dice- Draghi o alla von der Leyen. Mario 0292947222, lui ci ascolta sempre. Mario da Roma ci ascolta sempre. Se ci dicono 029294. dove sono finiti quelli, amici, facciamo pace con tutti, siamo amici con tutti, però ce lo dicano dove sono finiti. Carlo, allora in maniera telegrafica, cosa ci aspetta il futuro a medio-breve termine? Cioè cosa accadrà visto quello che sta succedendo? Non dico riusciremo a sopravvivere, ma ci dobbiamo preoccupare, sta arrivando la tempesta o più o meno continuerà a scivolare tutto come scivola già adesso? Con la vasellina. Secondo me la cosa principale che sta per succedere non l'abbiamo trattata oggi in questa trasmissione, che è la cosiddetta de-dollarizzazione, cioè un gruppo di paesi molto consistente che ha ormai lo stesso PIL del G20 si è messo in testa che non deve essere più il dollaro a guidare gli interscambi internazionali. Questo sarà qualcosa che scuoterà pesantemente
tutto il mondo. Perché? Perché torniamo ai 2.600 miliardi che hanno stampato gli americani, che quelli li hanno stampati e si sa che sono finiti. Loro, cioè, se tu maturi un debito, perché compri, io italiani non lo fanno, ma io cinese compro i tuoi buoni del tesoro, quindi i tuoi i bot americani, i BTP americani. Se io compro i buoni del tesoro, poi quando i buoni del tesoro arrivano alla scadenza, tu, anziché prendere i soldi per ripagarmi da quello che hai guadagnato come nazione, li prendi stampando dollari, che è quello che hanno fatto essenzialmente i democratici, un po' tutti, ma soprattutto loro. Allora uno dice, ma scusa, se tu stampi dollari, vuol dire che prima o poi il dollaro varrà di meno. Perché io quando l'ho comprato devo trovarmi in mano della roba che varrà di meno? Questa è una risposta che daremo alla prossima trasmissione. Interessantissima. Fammi finire. No, però loro, rapidamente. Cinesi, indiani, russi, si sono messi tutti d'accordo, hanno detto attenzione, non la vogliamo più subire sta roba. Quindi questo è il futuro. Al futuro pensavo che fossero lingotti d'oro, perché si parla di un aumento del valore dell'oro pauroso. E proprio per quello ne stanno comprando tantissimo cinesi, russi e indiani. Io puntavo sulla guerra nucleare come futuro a breve e medio termine, sono già rincuorato. Ringraziamo Carlo Maria Persano per il suo intervento. Tieniti precettato per il prossimo futuro, perché qua appunto, visto che i cavoli stanno diventando sempre più amari. Sì, chezzi per diabetici, come diceva qualcuno. Ti ringraziamo per la tua partecipazione, ringraziamo tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che sono intervenuti. E passo a Federico i saluti, vai. Sì, grazie a tutti per l'ascolto, però eccolo qua, leggiamo anche visto che è l'ultimo minuto a disposizione, così chiudiamo in orario preciso perfetto, abbiamo un WhatsApp e lo leggiamo perché è un modo di dare voce ai nostri ascoltatori più timidosi. Buon pomeriggio a Spazio Più, sono Stefano del Brembo, un pensiero agli ambulanti e ho dedicato all'infanzia. Mio papà ha venduto la macelleria di un mercato comunale a QT8 Milano, zona Siro Montagnetta, quando non sono venuti più gli ambulanti che portavano il lavoro. A Mimo Magnetto un grande abbraccio, viva Matteo Salvini, assolto perché non innocente ma eroe. Allora ringraziamo questo ascoltatore e il suo entusiasmo, perché questo è giusto che sia, e noi con estremo entusiasmo vi salutiamo. Ringraziamo soprattutto Carlo Persano che è stato qua con noi, ci ha spiegato un sacco di belle cose. Faremo una trasmissione solo sulla dollarizzazione perché è il futuro, in pratica è un argomento interessantissimo. Vi invito a restare sempre qua all'ascolto su Radio Libertà. Ci ritroviamo martedì prossimo, perché venerdì non ci siamo, perché è la festa di tutti i santi. Grazie a Lorenzo, grazie alla regia, grazie a tutti per l'ascolto. Restate su Radio Libertà. Buona serata.